La Regione ha chiesto lo stato di emergenza per la Valle Stura colpita dall'alluvione. Oggi è iniziata la conta dei danni a Campo Ligure e Rossiglione. In visita anche il capo della Protezione Civile Borrelli. Sempre numerosi i casi di cercatori di funghi dispersi nei boschi. Sotto stress la macchina dei soccorsi, sia per i mezzi impiegati che per i costi sostenuti. Si rinnova l'appello alla prudenza. Sul coinvolgimento dei genitori si gioca il futuro delle scuole cattoliche. È cresciuta la consapevolezza sul diritto di scegliere il percorso educativo dei propri figli. Vivere la speranza nel quotidiano, l'auspicio espresso dal vescovo Tanasini durante la festa di Nostra Signora della Speranza a Francolano di Casarza Ligure. La comunità è giovane ma molto attiva e partecipe. L'amore per Dio e i frutti di un incontro sono i punti chiave della mostra Francesco e il Sultano, l'incontro sull'altra riva, che sarà aperta da domani in diocesi, prima tappa a Chiavari. Uniti dalla stessa scintilla educativa, gemellaggio tra il villaggio del ragazzo e gli alunni dell'Istituto Morano di Caivano in provincia di Napoli, lezioni a San Salvatore e visite sul territorio. Cerimonia solenne per la consegna delle borse di studio Zavattaro, anche quest'anno in collaborazione con il Rotary, assegnati i premi ai giovani per il loro impegno e la loro crescita. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Il giorno dopo le abbondanti piogge che hanno colpito nella giornata di ieri la Valle Stura e il Basso Piemonte si contano oggi i danni. Sono i comuni di Campo Ligure e Rossiglione, per quanto riguarda il territorio ligure, ad aver subito le conseguenze più gravi, con frane e smottamenti diffusi. Decine le persone ancora oggi sfollate. Per fare il punto della situazione sul territorio è venuto in visita il capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli. Vediamo. La Regione Liguria chiederà lo stato di emergenza, richiesta che la Protezione Civile Nazionale, per bocca del suo capo Angelo Borrelli, oggi nelle zone colpite dal maltempo si è detta pronta ad accogliere. Il giorno dopo l'alluvione che ha colpito la Valle Stura e il Basso Piemonte si contano i danni e si inizia la lunga fase del ripristino delle strutture colpite. Per quanto riguarda il territorio ligure, i comuni più interessati sono quelli di Rossiglione e Campo Ligure, dove nel corso del pomeriggio e della nottata sono caduti oltre 500 mm di pioggia. Un tratto della strada provinciale 456 del Turchino, nei pressi di Campo Ligure, è bloccata per il crollo dell'antica chiesetta e le strade che la collegano alle località più interne sono interessate da numerose frane e smottamenti. Se nel Basso Piemonte il maltempo ha provocato una vittima, un tassista travolto dalla piena nei pressi di Serravalle, sono decine invece nel territorio ligure le persone sfollate. L'ultima situazione critica durante questa notte è stata l'evacuazione di 3 persone da una casa inagibile a Campo Ligure. Altra situazione particolarmente critica è quella del condominio di Rossiglione investito da uno smottamento. Abbiamo alcune frane, 3 frane, di cui una in particolare si sta lavorando con i rocciatori al disgaggio dei massi in quota prima di far intervenire le scavatrici, gli altri invece sono in corso di ripristino. Io credo che nel corso delle prossime ore la viabilità almeno sulle strade principali, statali e provinciali, sarà garantita ovunque. L'unica strada isolata completamente delle grandi strade è quella che va al Turchino, dove appunto c'è la frana di cui vi stavamo parlando. Al momento anche la linea ferroviaria resta interrotta. La Valle Stura viene raggiunta tramite bus sostitutivo, confermate alla stazione ferroviaria di Campo Ligure ingresso autostrada Amazone. Nel corso del vertice con il capo della Protezione Civile, il presidente Toti ha confermato che i tecnici di Regione Liguria si recheranno nei comuni colpiti per procedere con un elenco delle azioni immediate da effettuare. Domani intanto le scuole Amazone saranno riaperte, resteranno ancora chiuse a Rossiglione e Campo Ligure. E sono diverse decine le mucche bloccate insieme agli allevatori in diverse stalle rimaste isolate fra Masone, Campo Ligure e Rossiglione, i centri della Valle Stura colpiti nelle ultime ore dal maltempo. Lo rende noto la Coldiretti Genova in base alle segnalazioni dei tecnici della zona. Il timore duplice: da un lato, qualora le strade non venissero pulite, nel giro di poche ore gli allevatori avrebbero difficoltà a garantire l'alimentazione necessaria ai propri animali, dall'altra nuove piogge che dovessero imperversare nei prossimi giorni potrebbero
potrebbero ulteriormente complicare la situazione. E in attesa purtroppo del nuovo passaggio perturbato previsto per la serata di mercoledì e la mattina di giovedì, quella di oggi è stata una giornata di tregua dal punto di vista del meteo, anche se sicuramente fuori dalla media del periodo per quanto riguarda le temperature registrate. Alti anche i tassi di umidità. Nelle ore centrali del pomeriggio i valori registrati dalle centraline infatti sono stati un po' ovunque superiori di 5 o 6 gradi rispetto ai valori consueti di fine ottobre. Nell'estremo levante spiccano sulla rete Limet i 27,9 gradi segnati dalla centralina di La Spezia. Per il Tigullio si sono registrati 26,7 gradi a San Pier di Canne, questo pomeriggio a San Pier di Canne alle 14:30 a Chiavari, superati i 20 gradi anche in Val d'Aveto e i 24-25 gradi lungo tutto l'arco della costa ligure, valori destinati a scendere nelle prossime ore con l'arrivo del nuovo fronte perturbato, ma che comunque sono ben superiori alla media del periodo. E le vediamo le temperature massime in grafica registrate nella giornata di oggi. Tempo da funghi diranno molti e purtroppo sono troppo frequenti, almeno in queste ultime settimane, i casi di persone disperse nei boschi perché andando per funghi hanno perso l'orientamento e hanno chiesto a soccorso. La macchina dei soccorsi che si mette in moto in questi casi è sempre imponente sia dal punto di vista dei mezzi e degli uomini sia da quello dei costi. Il più delle volte le ricerche hanno esito positivo, ma in certi casi quello che molte volte un'imprudenza si trasforma in tragedia. Sentiamo. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte dell'uomo originario di Piacenza ritrovato privo di vita in un bosco della Val d'Aveto. Tutte le ipotesi sono al vaglio, compresa quella del malore. Ciò non toglie che l'emergenza disperso, scattata 2 giorni fa a Fontanegorda, sia solo l'ultimo delle decine e decine di casi di cercatori di funghi in difficoltà verificatisi nelle ultime settimane nei boschi del Levante e di tutta la Liguria. La febbre dei funghi, in una stagione sicuramente da ricordare per nascite e raccolto, solo per i consorzi dell'entroterra del Tigullio ha portato all'emissione di oltre 7.000 permessi dall'inizio del mese di settembre. Decine, almeno quelli riportati all'attenzione della cronaca, i casi di fungaioli dispersi tra le pendici dei monti e nei boschi del Levante. Il più delle volte le ricerche hanno dato esito positivo, con persone che pur passando a volte la notte all'addiaccio sono state ritrovate vive seppur con qualche ammaccatura. A volte però la ricerca si è conclusa con il ritrovamento del soggetto ormai privo di vita. Gli interrogativi a questo punto sono molti e alla radice di questi casi il più delle volte c'è l'imprudenza e la sottovalutazione del rischio che quella persona mette davanti a sé e fa correre anche agli altri, perché comunque una volta scattata la segnalazione e l'emergenza disperso, la macchina dei soccorsi che si muove è sempre considerevole e questo deve fare ancora una volta riflettere. Pompieri, forestali, carabinieri, volontari, quindi si muovono addirittura, si può arrivare anche a 100 persone. Quello che è successo in questi giorni qua nel Penna con quel signore anziano che poi dopo 2 giorni di ricerche purtroppo è stato trovato senza vita, o altre persone che sono state praticamente salvate fortunatamente per loro in vita, magari un pochettino infreddolite. Cioè ci rendiamo conto che proprio la superficialità porta dei costi stratosferici, perché in effetti si muove tutta una massa di persone con dei costi. Quando parte l'elicottero da Genova rendiamoci un attimo conto quanto può costare. Ancora aggiornamenti sul fronte meteo e viabilità. A causa di una frana è chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 45 della Valtrebbia in corrispondenza del chilometro 34 a Torriglia in provincia di Genova. Sono al momento in corso le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del piano stradale. Il transito viene consentito solo ai mezzi di soccorso. La cronaca, un'auto si è ribaltata questa mattina poco dopo mezzogiorno in galleria sull'autostrada A12 tra i caselli di Recco e Genova Nervi. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli occupanti del mezzo che sono riusciti ad uscire da soli dalla macchina. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo. Il traffico ha subito qualche rallentamento fino alla rimozione del mezzo incidentato.
e grazie ad un logo su una maglietta la polizia ha identificato l'uomo che quest'estate si è reso responsabile di alcuni furti all'interno di attività commerciali nel centro storico di Chiavari. Si tratta di uno straniero di 26 anni pregiudicato che nelle giornate di venerdì, approfittando della presenza del mercato, si introduceva negli spogliatoi dei negozi rubando borse e portafogli ai dipendenti. Gli uomini del commissariato di Chiavari, dopo l'attenta visione delle immagini di videosorveglianza, sono riusciti a risalire a lui grazie al particolare logo della maglietta, ovvero la maschera di Anonymous. Al giovane sono stati contestati in particolare 2 furti aggravati commessi all'interno di un'enoteca e di un ristorante del Carugio chiavarese. Attualmente recluso nella casa circondariale di Pontedecimo per altri reati, è stato denunciato per furto e furto aggravato. Ancora cronaca, andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. Fabbricavano documenti falsi per poter acquistare alcolici. 3 giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Santa Margherita Ligure, 2 di loro sono minorenni. Il terzo aveva materialmente realizzato le false carte di identità in casa, ma una volta compiuti i 18 anni ha ceduto il documento ad altri ragazzi. La segnalazione è partita dal gestore di un locale pubblico sanmargheritese che si era accorto del trucco. Grazie ai social network i militari hanno individuato i 2 minorenni e grazie alla loro collaborazione l'amico maggiorenne. E sempre a Santa Margherita Ligure i carabinieri nel periodo che va da giugno a ottobre di quest'anno hanno intensificato i controlli legati alla circolazione stradale e ai locali pubblici. Oltre 1000 le persone, per lo più giovani fra i 20 e i 35 anni, che sono state sottoposte al controllo alcolemico. 53 quelle denunciate per guida in stato di ebbrezza o per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, 63 le patenti ritirate, 630 i punti decurtati e le sanzioni pecuniarie vanno oltre i 5.000 euro. Sono aumentati i casi di persone che si mettono alla guida senza aver conseguito la patente o senza assicurazione. Nello stesso periodo 27 veicoli sono stati confiscati e sono state elevate sanzioni per oltre 15.000 euro. Voltiamo pagina adesso, parliamo di scuola. Il coinvolgimento dei genitori sul futuro delle scuole cattoliche è un segno di speranza per questi istituti, spesso costretti ad affrontare difficoltà di vario tipo, soprattutto economiche. Sul diritto a scegliere il percorso educativo dei propri figli oggi c'è maggiore consapevolezza. Ne abbiamo parlato in diretta TV citando il caso del liceo Giannelli di Chiavari. Sentiamo. Le scuole cattoliche sono un patrimonio di valori, tradizione e presidio sul territorio, eppure il settore vive grandi difficoltà. La libertà di scelta educativa delle famiglie spesso è condizionata dal fattore economico e da uno Stato che non sempre riconosce le paritarie come servizio pubblico. Così molti istituti sono stati costretti a chiudere o a vendere. In diocesi è emblematico il caso del Giannelli di Chiavari. Io ho pensato che non si poteva permettere questo venir meno totalmente di una scuola superiore di formazione e quindi abbiamo messo tutto l'impegno per sostenerla e rilanciarla, non soltanto mantenerla. La vicenda del Giannelli di Chiavari non è passata in secondo piano a livello nazionale. In diretta TV, Suor Anna Monia Alfieri delle Marcelline di Milano ha ringraziato il vescovo di Chiavari per il coraggioso interesse nei confronti dell'istituto. Un vescovo che ha saputo dare una risposta concreta a tante famiglie che di fronte alla libertà di scelta educativa si domandano dove è lo Stato ma anche dove è la Chiesa. So che non è stato indolore né da un punto di vista economico né da un punto di vista di impegno educativo né di sfida rilevare e gestire questo istituto. Alcune scuole devono cedere il passo alla chiusura, tranne dove ci sono figure illuminate che decidono che quella scuola paritaria ha senso esserci non perché è migliore o peggiore di un'altra o perché insegna meglio della scuola statale a far di conto, ma perché è una parola di pluralità. Il liceo è stato salvato in extremis grazie all'intervento del vescovo e alla buona volontà di tante persone, genitori, docenti e sponsor. Il coinvolgimento delle famiglie fa ben sperare per il futuro delle scuole cattoliche. Il desiderio di esercitare il diritto alla libera scelta educativa inaugura un nuovo periodo di ottimismo dopo la crisi. Il desiderio di essere accompagnati, di condividere questa avventura educativa, di trovare dei momenti di incontro, di non aver paura di affrontare le domande che i ragazzi fanno e anche le loro stesse domande sulla vita. Restiamo in diocesi. Nella comunità di Francolano, a Casarza Ligure, è stata celebrata la festa di Nostra Signora della Speranza. La messa del mattino è stata presieduta dal vescovo che in queste settimane sta compiendo la visita pastorale proprio nelle comunità della Val Petronio. Vediamo il servizio.
Nostra Signora della Speranza per i parrocchiani di Francolano non è solo un titolo attribuito alla Madre di Gesù, ma è un'indicazione, un atteggiamento da assumere per la propria vita. Non pensiamo solo alle speranze quotidiane, ma pensiamo anche alle grandi speranze per noi e per il mondo intero, e d'altronde la speranza grande è che le cose vadano meglio, ma vanno meglio se con la grazia di Dio, con l'aiuto di Dio, perché noi da soli insomma non ce la facciamo. Francolano è una giovane frazione del comune di Casarza Ligure che negli anni ha assistito ad una progressiva crescita degli abitanti. Riconosciuta parrocchia negli anni '80, la chiesa parrocchiale è stata eretta nel 2000 e dedicata alla Madonna della Speranza. È madre, così dice il messale, madre della speranza, madre della Santa Speranza. La speranza è Cristo, e quindi è lei che più di ogni altro santo ci conduce a Cristo. Benché giovane, la comunità è vivace, dinamica ed attenta. Una comunità di Francolano molto unita, una comunità di Francolano sempre viva, soprattutto sempre viva, sempre vogliosa di portarsi avanti, di essere al pari delle esigenze che ci sono nella società, che cerca di documentarsi, che cerca sempre di essere viva e presente. La festa di Nostra Signora della Speranza quest'anno si è inserita nel cammino di visita pastorale che Monsignor Alberto Tanasini sta compiendo in Val Petronio. Ci piace essere guidati, anzi abbiamo bisogno del buon pastore che venga veramente a guidarci, a farci trovare nuovi lidi, a farci comprendere ciò che stiamo facendo. Insomma, alla fin fine un buon gregge è perché esiste un buon pastore. Nella celebrazione eucaristica il Vescovo ha invitato i parrocchiani a vivere la gioia e la speranza della festa nella quotidianità come antidoto ad un pessimismo sempre più diffuso. Noi non veniamo in chiesa per illuderci e poi uscire e trovare la realtà. Noi veniamo in chiesa per sentire la forza di affrontare e vivere la realtà secondo questa prospettiva, secondo questo sguardo, che è vero e reale. Nel contesto della visita pastorale, questa sera il Vescovo incontra nel Salone Parrocchiale di Francolano i rappresentanti dei consigli per gli affari economici delle parrocchie. Domani alle 20:45 nella chiesa di Santa Croce a Moneglia, Monsignor Tanasini celebrerà l'Eucarestia. E Casarza Ligure intitolerà una via all'ex sindaco Giuseppe Stagnaro, primo cittadino della Val Petronio dal 1964 al 1993. Traversa di via Nicolò Sottanis, sabato diventerà via Giuseppe Stagnaro sindaco. La cerimonia avrà inizio nell'auditorium di Villa Sottanis alle 15:30 con un momento dedicato al ricordo della figura dell'ex primo cittadino. La proposta di dedicazione della via era stata avanzata agli inizi del 2017 da Claudio Muzio, ex sindaco di Casarza e oggi consigliere comunale di maggioranza. Si tratta di un giusto e doveroso riconoscimento nei confronti di un casarzese che ha servito per tanti anni con impegno, amore e dedizione la nostra comunità cittadina. Il commento di Muzio. Da domani a Chiavari si potrà visitare la mostra Francesco e il Sultano, l'incontro sull'altra riva, dedicata alla ricostruzione storica dell'incontro tra San Francesco d'Assisi e il sultano al-Malik al-Kamil, avvenuto 8 secoli fa. La mostra è stata allestita al meeting di Rimini di quest'anno, è stata portata in diocesi nell'ambito del progetto per il dialogo interreligioso che si snoderà lungo tutto questo anno pastorale. Sentiamo uno dei curatori della mostra. Con questa mostra abbiamo voluto raccontare un fatto accaduto 800 anni fa da Mietta, un fatto semplice eppure straordinario. Nel settembre del 1219 due grandi uomini si incontrano. Uno si chiama Francesco e viene da Assisi e l'altro è il nipote del Saladino, il sultano al-Malik al-Kamil. Sia Francesco naturalmente che al-Malik al-Kamil erano due uomini profondamente innamorati di Dio e anche se non sappiamo purtroppo come rispondere alla domanda che cosa si dissero, che cosa accadde, possiamo presumere che effettivamente si parlarono e parlarono tanto, qualcuno sostiene per 20 giorni,
di Dio. La mostra per cui ci racconta, prova a fare questo percorso, un percorso naturalmente storico, analizzando il contesto, quindi le crociate, l'Islam ai tempi del Medioevo, e poi le fonti, le poche fonti storiche che ci testimoniano di questo incontro e anche le tante fonti agiografiche che la storia ci ha tramandato. Anche se il vescovo di Acri, l'allora vescovo di Acri, Giacomo da Vitry, descrive questo incontro come un incontro che non diede molto frutto, forse per i criteri che utilizzavano all'epoca, quindi il sultano probabilmente non si convertì, non ci fu la pace tra cristiani e musulmani dopo questo incontro, eccetera, eccetera, eccetera. Effettivamente però possiamo dire che dei frutti ci sono stati, e questa è la seconda e ultima parte della mostra, con cui cerchiamo di testimoniare proprio questi frutti lasciati dall'incontro tra queste due personalità straordinarie. Il primo è la regola non bollata, che Francesco scrive di ritorno dalla Terra Santa nel 1221, in cui dice, dà delle indicazioni ai frati di come predicare presso i saraceni. E il primo aspetto fondamentale, dice: predicate innanzitutto attraverso la vostra testimonianza di vita. Io credo che questa indicazione che Francesco dà ai suoi frati sia attuale ancora oggi. Sicuramente è profondamente incarnata dai frati francescani, che in Terra Santa rimasero da allora, in realtà da 2 anni prima, dal 1217 fino ad oggi. Infatti l'ultima parte che chiude la mostra è dedicata proprio a questa presenza buona e misericordiosa, ai progetti di quella che poi verrà chiamata nel 1342 custodia di Terra Santa. La mostra racconta semplicemente di questo, di due uomini che ad Amietta si scoprono avere lo stesso cuore desideroso di pace, di giustizia e di bellezza, e che per questo possono percorrere un piccolo tratto comune nella loro vita. La mostra resterà allestita a Chiavari nei locali dell'Auditorium San Francesco fino a domenica 27 ottobre, ogni pomeriggio dalle 15 alle 19:30, poi verrà portata a Rapallo, dove resterà da martedì 29 fino a giovedì 31 ottobre nella succursale delle Clarisse del Liceo da Vigo. Qui sarà aperta dalle 14 alle 18, il mattino è dedicato alle visite per quanto riguarda le scolaresche. Il curatore Andrea Veduto sarà in diocesi lunedì 28 ottobre alle 21 per un incontro all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo. Parliamo ancora di scuola, gemellaggio tra gli studenti del villaggio del ragazzo di San Salvatore e gli alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore Morano di Caivano in provincia di Napoli. I ragazzi sono arrivati domenica, trascorreranno qui nel Tiguglio una settimana condividendo con i loro coetanei del villaggio lezioni in aula e attività di conoscenza del comprensorio. Sono 6 gli studenti accompagnati da un docente che arrivano dalla Campania. Siamo andati a vedere. Lezione particolare per dei ragazzi che non sono del nostro territorio, da dove vengono? Allora, vengono dalla provincia di Napoli, da Caivano, e sono dell'Istituto Morano di Caivano ed è un 4º anno del tecnico meccanico. Cosa ci fanno a San Salvatore di Cogorno al villaggio del ragazzo? Allora, fanno un'esperienza di gemellaggio, tutto è nato a gennaio del 2019, quando la loro preside è venuta a Chiavari per fare una conferenza con i docenti della scuola organizzata nella diocesi, è venuta a visitare il villaggio del ragazzo, ha visitato la struttura, ha visitato i laboratori e è nata una scintilla didattica, una scintilla educativa, e abbiamo deciso di coinvolgere i ragazzi di Caivano per poterli appunto far partecipare e far fare delle lezioni all'interno dei nostri laboratori e per avere la possibilità di utilizzare le nostre attrezzature, i nostri macchinari. Come i ragazzi stanno vivendo questa esperienza? I ragazzi sono entusiasti di questa esperienza presso il villaggio del ragazzo e aspettavano con ansia appunto di partire, e in realtà all'inizio avevano qualche dubbio riguardo l'accoglienza che avrebbero ricevuto qui in loco, però ad oggi hanno manifestato la volontà di non tornare a casa, di rimanere qui perché sono andati benissimo. Come stanno andando questi giorni di lezione, in particolare nel Tiguglio? È una bellissima esperienza perché inoltre i ragazzi sono molto socievoli, sia con noi che il nostro professore che ci ha accompagnato in questa magnifica esperienza.
sia a livello di laboratori, che veramente in questo istituto è molto attrezzato. Hai scelto tu di fare questa esperienza? Sei stato scelto perché hai voluto partecipare? Sì, perché comunque io sono, personalmente sono un ragazzo che voglio e vorrei conoscere nuovi, tra virgolette, ambienti e nuove esperienze, e quindi la preside mi ha dato questa possibilità e subito l'ho colta. Emma del 13 di terza B e Alice Burani di terza A, alunne della secondaria di primo grado Ilaria Alpi di Chiavari, con le loro rispettive squadre hanno vinto l'Hack for Global Goals, progetto di studio promosso dal Ministero dell'Istruzione volto a sviluppare progetti per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Le gare si sono svolte a Matera, dove domenica c'è stata la premiazione del Ministro dell'Istruzione Fioramonti. 8 in tutto gli allievi della scuola chiavarese che hanno partecipato, per un totale di 10 scuole provenienti da tutta Italia. Le vediamo in foto. Le squadre vincitrici rappresenteranno l'Italia a Expo 2020 di Dubai, quindi una trasferta in vista anche per le studentesse dell'Istituto Chiavarese. E a Dubai andranno anche dal 24 al 27 ottobre prossimi un team di studenti dell'Istituto Superiore Statale Liceti di Rapallo che parteciperanno alla First Global Challenge. I ragazzi sono stati selezionati per partecipare in qualità di rappresentanti dell'Italia grazie al progetto Hydrocarbot presentato durante le scorse Olimpiadi di robotica organizzate dalla Scuola di Robotica e dal Ministero dell'Istruzione, e che si è aggiudicato il primo posto nella categoria acqua grazie alla concretezza e fattibilità. Il team, composto da Luca De Ponti, Giorgio Bernardini, Alberto Conte, Tommaso Pavletic, Matilde Avanzino e Giorgia Boitano, coordinato dal professor Giovanni Dodero, parteciperà alla First Global Challenge grazie al supporto di Scuola di Robotica e al patrocinio della Regione Liguria. E con una solenne cerimonia sono state assegnate a Rapallo le borse e i premi di studio della Fondazione Mario Elina Zavattaro in collaborazione con il Rotary Club. Gli studenti vengono seguiti non solo con un sostegno economico ma anche con l'accompagnamento negli anni di studio e nel percorso di formazione. Vediamo. Con quale orgoglio siete arrivati a questo appuntamento? Beh, sicuramente è un appuntamento che ci riempie di orgoglio, anche perché, anche se può non sembrare, ma vi assicuro che arrivare alla fine dell'anno e riuscire a distribuire quello che distribuiamo nel nostro piccolo e dall'altra parte ad avere il riscontro che abbiamo dei ragazzi è una cosa che ci riempie di gioia, ma non solo riscontro in termini affettivi, ma di miglioramento del carattere, di formazione di questi ragazzi che ci seguono. Ha molto a cuore il valore dei giovani, specialmente dai più piccoli ai più grandi, accompagnandoli durante tutto il loro iter di scolastico, eccetera. Perché? Perché loro hanno il nostro futuro, il nostro programma del nostro essere, quindi il Rotary crede molto in questo e viene valorizzato tantissimo. Noi faremo delle azioni anche a livello non solo locale, ma anche in tutto il distretto per lavorare insieme con i giovani e farli rendere parte attiva. Come ti ha sostenuto nei tuoi studi in questi anni la Fondazione Mario Elina Zavattaro? In modi diversi, ma posso per esempio raccontare che comunque anche nella mia scelta di fare fisica mi ricordo una volta che siamo stati in visita all'interferometro Virgo che si trova a Cascina in provincia di Pisa, ed era stata una visita molto interessante ed era avvenuta proprio nel momento in cui dovevo scegliere che facoltà fare, l'estate dopo il diploma, e penso che sia stata comunque una delle esperienze che ha influito per la mia scelta poi di essere un fisico. Il percorso universitario è andato bene. Ho ricevuto comunque l'aiuto e il sostentamento da parte anche degli amici della fondazione, e sia appunto, come diceva Nicola, dal punto di vista economico sia dal punto di vista emotivo anche. Sono sempre stati presenti, ma hanno sempre accolto, sono sempre stati gentili e tutto. Di servizi in vista nella giornata di venerdì per chi viaggia in autobus, l'organizzazione sindacale CUB Trasporti ha aderito allo sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico indetto appunto per il 25 di ottobre. Lo sciopero riguarderà anche il personale della TP di Carasco, prevede l'astensione del personale viaggiante dalle 11:15 alle 15:45, mentre le biglietterie saranno chiuse nelle ultime 4 ore del turno.
La cittadinanza di Lavagna è invitata domani sera a partecipare alla presentazione del nuovo video promozionale della città. L'appuntamento alle 20:30 nella sala GB Campodonico sarà anche l'occasione in cui il sindaco presenterà alcuni progetti per il futuro. Altri appuntamenti per la giornata di domani nella nostra agenda. Appuntamenti in agenda per mercoledì 23 ottobre. Apertura alle visite del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta dalle 9 alle 14. Su prenotazione è possibile richiedere un servizio didattico gratuito. Apertura alle visite del Museo Diocesano di Arte Sacra, sito in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, dalle 10 alle 12. Dalle 14 alle 18 apre le visite il Museo del Merletto di Villa Tigullio a Rapallo. Giovanni Angeleri, Michele Trenti, Pietro Pongiglione e Ines Guatelli portano la musica di Paganini all'ospedale Gaslini di Genova. L'iniziativa è portata avanti dai membri del Rotary e si svolgerà in occasione del Festival Paganiniano di Genova e della Giornata Mondiale per la lotta alla poliomielite. L'inizia alle 14 presso l'ospedale di Giorno e alle 15 presso l'atrio dell'UO Ostetricia e Ginecologia. Proseguono a Chiavari corsi di cultura con l'incontro Marocco delle città imperiali al Sahara, in cui Pierpaolo Fuiano racconta i suoi viaggi nel paese nordafricano, supportato da filmati e diapositive. L'inizio alle 16 nella sala livellata di Via del Pino 2. Come ogni mercoledì dalle 16:30 alle 18, teatro per ragazzi nel cinema parrocchiale di San Bartolomeo a Sestri Levante. Dalle 16:45 alle 19:30, nell'auditorium della Filarmonica di Largo Pessagno a Chiavari, l'appuntamento settimanale con i corsi del laboratorio teatrale Arteando. Le lezioni sono divise in due gruppi per la fascia d'età 6-12 e quella 13-18. Con l'agenda di Telepace si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa e poi l'appuntamento con il prima edizione di Tigullio Oggi a 12:45. L'informazione continua anche sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.